Complimenti, anche a te ti trovo bene. C'è una novità qua, il pancino. Chiamiamolo pancino, che è grande. Di quanti mesi sei? 7 mesi ora. 7 mesi. Quindi prossimamente ci sarà il piccolo Francesco Tra che dicembre e nasce. gennaio. No, Vabbè, no, ragazzi. Francesco, Tommaso. Tommaso, si chiama Tommaso. Salvatore, sbagliato. Salvatore si chiama il piccolo, Sì. ed è maschietto sicuro, al 100%. Va bene, Francesco, mi hai chiamato perché? Per fare qualche cosa a televisione, diciamo, mi piace fare queste prove. Intanto dobbiamo dire una cosa, che tu praticamente la tua unione con Daniela è andata a buon fine. Sì, sì. Ringraziare Dio a quest'ora, siamo a 2 anni e 6 mesi. Che siete insieme. Ti ricordi quando abbiamo fatto il video? Sì, nella villa con la canzone, ricordo, la fuga d'amore. Tutte mi ricordo, ce l'hai tutte puntate. Vabbè, ci accomodiamo? Sì, sì. Accomodiamoci, dai. Allora, Daniela. Perciò, allora Francesco, cosa mi racconti di nuovo? Da contare. In tutto questo tempo che hai fatto? Tutto in questo tempo sono stato a raccogliere olive, mi fece 10 giorni al lavoro. Tu comunque ogni volta che ti intervisto raccogli sempre olive. Sei pratico. Ma la maggior parte, l'ultimamente quando ti viene a trovare a Marsala era tempo fa per la vendemmia. Ah, sì, mi ricordo. È il raccolto di olive. Ho capito. Tu quest'anno praticamente stai facendo la raccolta delle olive? Sì, infatti perché ora siccome fa maltempo e tanto non si lavora perché diciamo, le terre sono un pochettino umide e non si può lavorare con questo. Comunque devo dire una cosa, sei diventato famoso perché quel periodo lì, quando tu hai fatto le imitazioni, ti ricordi del cane, del gatto, praticamente tutta la provincia di Trapani ti guardava e ora ti guardano anche su internet perché sei presente anche su internet. Sì, infatti che ultimamente siccome diciamo c'è un amico mio che aveva il computer e mi andivo in internet e mi vede su internet. Quando mi ho visto Ti sei visto su YouTube praticamente? YouTube e infatti mi mise a ridere, poi mi vede c'era Lillo, c'era Peppe, tutte che quando facevamo tutte cose di siciliano. Dai, sono bei ricordi questi. È un po' che mi piace perché ormai non lo so, mi piace sempre prima la televisione. Ah, sì. È normale. Vabbè, ma parliamo con tua moglie, Daniela. Daniela, allora, stai fumando? Vabbè, non ti preoccupare. A me non dà fastidio. Ti accomodi? Allora, Daniela, cosa mi racconti tu invece? La solita vita. Cioè? Nulla è cambiato. In questi 2 anni praticamente, Nulla è cambiato, mi dispiace che mi sta bene, mi soggira. Ora fa 7 mesi e mi auguravo che se lo godeva anche adesso un nipote. Certo. E vabbè, purtroppo questa è la vita, purtroppo. Bisogna anche abituarsi. Beh, quello sì. Vabbè, allora Francesco, dimmi un'altra cosa. A forza di fare footing ci sei riuscito Ma a procreare? infatti ce l'ho fatto. Quindi nascerà fra 1 mese e mezzo, Tra dicembre e gennaio. Tra dicembre e gennaio. Almeno se tutte cose vanno perfetto. E Speriamo che viene simpatico come te. è importante, basta che cioè, i figli non hanno niente di particolare. Certo. Per chi è importante? Uno avere salute e tutte cose. Va bene. Vabbè, Francesco, tu dimmi, tu praticamente per quanto riguarda le imitazioni, mi hai detto che sai fare sempre le imitazioni. Vuoi imitare qualcosa di diverso anziché gli animali oppure... non lo so, qualcosa magari che tu sai fare diversamente dagli animali? Perché ormai per gli animali ti conoscono, cane, gatto, pecora. Lo so, e ora siccome tanto assaggi cose che lo conosco. Certo. Sai imitare, non so, qualche voce di uomo diversa o qualche voce di donna? Di donna. Una voce da donna la sai imitare? Guarda la telecamera comunque. Aspetta, come che posso dire Camora? Qualsiasi frase, basta che sia una voce femminile. Aspetta, di femminile non lo so, vediamo se mi viene qualche cosa anche maschile. Anche maschile, con voce diversa. Anche diciamo cos'è? Sì, una frase, di una frase praticamente nuova che è diversa dal solito. Alle volte mi deve credere quando sono da solo. Ti viene bene. Tutte cose perfette, certo. Però lo voglio fare io in diretta, certo. E alle volte Ti emozioni, vabbè, è normale. Come alle volte mi ammento io cose della mia testa, sì. In capo di un amico mio. Ma ti sei fatto crescere il pizzo comunque, Sì. Una volta non ce l'avevi. No, comunque bene di stare. Ieri sera l'avevo così. E dove sono finiti? Mia moglie mi ha detto mi dà fastidio, levale. Ho capito. Dava fastidio a te o dava fastidio a lei? A lei, perché la pugna. Certo, nel momento in cui ti doveva baciare, giusto? Certo, I baffi ti piacciono? A me no. Il pizzo? Insomma, non è che un granché comunque.
Ogni accomoda. mattina dice, poi se ma che tu ogni mattina mi spennare, la spennare a mia, la spennare. Cioè, vabbè, comunque la faccia liscia è tutta un'altra cosa. Vabbè, è normale. E che ritiene giustamente ogni giorno andare sempre a farsi sempre la barba. Per cui non è che sia. Dimmi. Aspetta un attimo. Devo dare un saluto a un amico mio. Allora, guarda la telecamera e lo saluti. Allora, ciao Nino Maggiotta, ciao, che è detto Bulldozer, che ha fatto 36 anni e in questo momento è siccome A raccogliere olive. no, è andato Uva? No. Non raccoglie niente praticamente. No, diciamo deve fare un cancello, un cancelletto per La fabbrica cancelli praticamente. sì, da videoteca di Peppe aspetta. Di Di Peppe. Peppe Passanante. Ho capito. Che- Sempre di Campobello di Mazara. Sì, sì, che infatti è vicino a un roggio. Vabbè, allora lo stai salutando in questo momento. Sì, sì, infatti lui è un... Allora, digli ciao perché in questo momento ti sta guardando. Ciao. E infatti che lui mi ha detto fra 2 minuti indietro mi deve fare un annuncio per me. Perfetto. E poi dice se no io mi arrabbio sotto il Certo. Vabbè, ritorniamo ora all'imitazione. Ci devi fare questa voce, giusto? Strana. Ti posso dire cose che socio. Vabbè, però no a me, devi guardare praticamente i telespettatori, vai. Perché alle volte ci dico, oh Nino, ma che fa? Ma se tu fai una impastata, ma non cemento, quanto sacca di cemento mette una impastata? Nino, ma allora, e a Nino ci c'è cartiera, Nino cartiera. Ora, ma tu ne sei per camera? Cioè questa praticamente è una voce diversa dal solito, Sai, perché diversa da quella tua. deve essere, sai, di quella mia. Infatti Si è che... notato pochino, ma comunque si è notato. Infatti che... Una voce ancora molto più diversa, più arrapata, diciamo. più arrapata, sì. Cartiera. Ora, tu ne sei, ne? Ma va a cogliere cartiera tu, ne? Perfetto, ora ci fai una voce sensibile. Sempre cartiera. Questa era una voce sensibile, giusto? Ora facci una voce sexy. Cartiera. Questa era una voce sexy, molto sexy. No, sì, ora lanciamo un altro tipo Di voce. Cartiera. No, tu ne sei, ne? Dimmi tu ne sei che ti invio dentro la scatola, ne? Ho capito. E questa che voce era? Questa è una voce... Un mixage. Sì. Un mixage di voce. Sì. Ora, c'era una volta Peppe Sevota che ballava su YouTube, come si chiama? Dove c'è la discoteca. Il cubo. Il cubo, come si chiama? Su cubo. Faceva il cubista praticamente. Vista. Piglia che sto carriera a testa tutta, lo pigliamo un mio in terra e poi piglia, dice tutto, ma ma tu ne sei mucca? Dice, in ospedale. Certo. E chi lo mio dice tutto, dice, ma chi la ballare, c'è da là, c'è la curca, che per stasera non ci puoi a ballare tu. Gli a travagliare, c'è un po' di stare a perdere tempo con te. Certo. E così, diciamo, eravamo già fra amici, a così. Va bene, ok, cambiamo discorso. Allora parliamo con Daniela. Daniela, giustamente noi ha 2 anni che non ci vediamo. Ultimamente ci siamo visti lì alla villa quando tu e Francesco avete fatto il video. Che cosa è cambiato da 2 anni a venire a questa parte? Molte cose. Nella vita si aspettano tante cose. Certo. Ma qualcosa in particolare che a te ha fatto piacere che cambiasse? Tutto. Sì, ma elencaci magari qualcosa magari di eccezionale che per te... Cosa avevo detto? Non lo so, qualcosa che per te è stato importante. Intanto com'è stata questa convivenza in questi 2 anni? Buono. È stata buona. Avete mai avuto problemi, non so, litigi? No. Non litigate mai? Mai discussioni? Oddio, l'amore non è bello se non c'è il tricarello. Esatto, quindi litigate qualche volta. Per quale motivo? Per scemenza. Tipo? Tipo a livello quando lui beve un po' di vino, io mi Ah, tu bevi?
Ma vabbè, qualche volta così, ma non è che E cosa bevi? Vino solo oppure bevi altre cose? no, alle volte, diciamo, ogni tanto quando mi va, mi bevo un po' di vino, ogni tanto un po'. Anche per tenerti più allegro, diciamo, Non è che sono. Tenere l'armonia in famiglia. Non è che gli è proprio una mia cara che cade in terra, no. Logico. Perché l'altra volta mi è successo un caso di questo, eravamo tre amici, andiamo fuori a paese. Cioè, mi venivo buono che gli guidavo la macchina, poi non capivo più niente di era posato. Certo. E mi trovavo con la febbre appesata andavo a braccio, Ho capito. senza sapere come. Mentre Mentre tu non bevi. io sì, con l'aranciata, Bevi normale praticamente, però alcolici non ne bevi. veramente mi piacesse tipo di mangiare, ma non ne posso bere anche amore. Ah, certo, per ora sei stato interessante. Forse. Vabbè, come diventa Francesco? A mio figlio, Quando Francesco beve, come diventa? normale, un po' rosso, come Un po' rosso. emozionato. Un po' rosso, come emozionato. Per quanto riguarda voce, comportamento, cambia? Normale. Sempre normale. Sempre normale. Però tu non lo puoi sopportare quando beve. Oddio, sopporto, ma fino a dico va. Dà fastidio. Ma voi io me la tengo così, me la annacate per me. Certo. Ora va la spacca. Va bene, Daniele, tu mi dicevi che tu praticamente sei una brava cantante, sai cantare. Oddio, non so. Te la cavi praticamente. Vera e propria, però me la cavo. E tu questa sera ci vuoi onorare di qualche tua esibizione? Nonostante che sei stato interessante? Così i telespettatori ti conoscono sotto un altro aspetto, magari. Oddio. Ti hanno conosciuto facendo la fuga d'amore. Questa sera ti conoscono sotto praticamente un nuovo Una mia talento. amica che mi venisse parrina, quindi l'ho conosciuto così. Esatto. Manco lo conoscia proprio, vedi una cosa. Però sei stata colpita. Sì, quello Ti sì. è piaciuto subito, al lampo. È stato praticamente un colpo di fulmine. Certo. Va bene, Francesco, mentre tu sai cantare, Ma io no, io. sai ballare? No, neanche, Neanche. neanche a ballare, cioè né cantare manco a ballare. Diciamo, se ci fai qualche cosa, per esempio, con la testa giù e le pere su, solo qualche cosa così lo so. Con la testa giù e i piedi in aria. In alto. E come ti mantieni? Con le braccia? No, O cioè- con la testa proprio? No, alle volte, tempo fa, cioè, io mi filo fare in due maniere. Cioè, con la testa e con le braccia? Diciamo, alle volte mi tengo con le mani per terra, alle volte senza mano. Alle volte- Oh yeah.